Concerti come volano economico e turistico del nostro territorio regionale, mai come quest'anno. Infatti l'estate friulana e giuliana sarà ricca di grandi eventi. Si comincia questa domenica a Lignano con Cesare Cremonini e si punta quest'anno a raddoppiare l'indotto economico di questi grandi eventi rispetto allo scorso anno. Anna Vitaliani. I pass degli ultimi grandi eventi sulla scrivania, appena rientrato da tournée in mezza Europa di artisti di cui è lui stesso il manager. Luigi Vignando, 40 anni d'età, più di metà dei quali spesi a organizzare concerti, e quest'estate si annuncia una stagione senza precedenti in Friuli Venezia Giulia per numero di spettatori e portata degli artisti. Al via con Cesare Cremonini questa domenica, Lignano Sabbiadoro, poi Mengoni, Ultimo, Lazza. 90.000 spettatori totali, la musica volano economico. Quasi 20 milioni di euro l'impatto economico indiretto. 4 milioni di euro il gettito fiscale dei grandi eventi nel 2024. 2025 come si annuncia? Si punta quasi a raddoppiare, oltre alle date zero allo stadio di Lignano. Quest'anno c'è anche la novità di tanti nomi internazionali inseriti nel palinsesto di Gorizia, capitale europea. Grazie a Go 2025 Robbie Williams sceglie Trieste per l'unica data italiana, 26.000 spettatori, e poi c'è Alanis Morissette, Sting. Sicuramente Gorizia, capitale europea, e anche l'idea della regione di utilizzare tutto il territorio è stato un attrattore. Oltre il 20% degli spettatori visita il Friuli Venezia Giulia per la prima volta proprio grazie ad eventi culturali. Pensiamo a Villa Manin, altro palcoscenico importante. Solo a luglio 4 grandi artisti. Gianna Nannini e Umberto Tozzi sono autentiche superstar oltre confine, soprattutto in Austria e in Germania, quindi anche un ovvio ritorno in termini turistici per tutto il territorio. E poi c'è il Festival di Maiano, il più longevo della regione, 65 edizioni quest'anno. Arriva Fabri Fibra, e poi a Palmanova, patrimonio dell'UNESCO, dal 2016 palcoscenico a cielo aperto. A dare il via fu Notre Dame de Paris, da lì decine d'artisti. E quest'anno? Il re della dance mondiale Gigi D'Agostino il 1° agosto, avremo poi ancora Antonello Venditti il 22 luglio, lo psicologo, psichiatra e sociologo Paolo Crepè il 19 luglio. È un evento del tutto particolare con Bolero Carmina Burana dell'Ensemble Symphony Orchestra il 3 agosto. Torniamo a Trieste, dove questa mattina in Consiglio Comunale, prima di iniziare la discussione